Mi diria proprio di sì, che siamo stati abbandonati. In politica non si sa alcuna risposta. Ho paura che neanche a quel tempo non abbiano i soldi qua dentro. Delusi. In centro a Vallà domenica mattina la sensazione, parlando con la gente, è questa. Noi stringiamo i denti, ci rimbocchiamo le maniche, ma in cambio solo chiacchiere, nessuna certezza. Sguardo all'insù, c'è un maxi assegno intestato a Vallà, il concerto dei ragazzi che hanno scritto Ioani. Beneficenza e basta. Quelle serre là tirate su 15 giorni fa? Perché erano tutte a terra, qua. Eccola l'azienda Baggio, c'erano 13 serre prima della tromba d'aria, ora se ne contano 4. Adesso si fa fatica? Certamente che sì. Il settore agricolo pare essere proprio quello che più soffre. Niente kiwi quest'anno? Quest'anno niente kiwi. Questa è la Fighiera, un'azienda simbolo della tromba d'aria, intere coltivazioni perse e poi il peso dei mutui, 2 per ricostruire la casa, 1 per l'azienda, tassi di interesse oltre il 2,4%. 2,41%. Ecco, sì, è un po' diverso, insomma, dalle promesse alla realtà. Tetti da rifare, per quelli dei capannoni si aspetta, ma per la casa non si può. Pagando un acconto non abbiamo, i soldi non ci sono per pagare tutto, se c'è gente che aspetta non arriva niente. Non arriva niente, e allora? Bisogna trovarsi tutti insieme e qua decidere cosa fare. Sì, può essere la soluzione giusta di fare una protesta.